Allora, con qualche minuto di ritardo direi che siamo in live, quindi bentornati su Parresia. Eh, Incredibile, no? Ma dopo una settimana siamo di nuovo qui, veramente strano, però eh, mi sembra giusto comunque di discutere e specialmente disquisire e finire un discorso che abbiamo lasciato la scorsa settimana, cioè le rivoluzioni inglesi. Come andrà a finire tutta questa storia? Lo vediamo oggi sempre assieme ad Elia Morelli, il nostro ospite, che io saluto. Ciao Elia, ben ritrovato e ritornato nuovamente. Ciao Luca, è sempre un piacere essere qui con voi, con gli amici e le amiche di questa scoppiettante parresia. Scoppiettante. Detto questo, allora, di cosa appunto arriveremo a trattare? Partiremo fondamentalmente dalla restaurazione di Carlo II Stuart, quindi da una fase, diciamo, più sperimentale che abbiamo trattato la scorsa settimana, si passa invece a una fase in cui si cerca un po' di, in qualche modo, uno, fare un passo indietro, però si arriverà comunque a non fidarsi di questa dinastia Stuart. Faccio quindi questo piccolo spoiler, per poi proprio cambiare completamente la stessa dinastia, anche se c'è questo intermezzo poi di Anna Stewart, per cui insomma concluderemo poi qui la nostra live, perché poi si passerà ovviamente alla dinastia degli Hannover. Eh, e quindi poi si passerà specialmente a questa gloriosa rivoluzione proprio di Guglielmo III d'Orange, una rivoluzione per l'appunto senza spargimenti di sangue. Ecco perché chiamata gloriosa. E allora a questo punto, bando alle ciance, io agevolo le tue slide, Elia, e a questo punto passo direttamente a quella successiva e insomma, come dire, da dove ripartiamo? Dove eravamo rimasti? Prego, Elia, a te la parola. Grazie mille Luca, sì, eravamo rimasti al 3 settembre del 1658 quando Oliver Cromwell, che era stato l'assoluto protagonista della prima rivoluzione inglese, della guerra civile che era imperversata tra Inghilterra, Scozia e Irlanda, morì e il suo posto venne preso dal figlio Richard, il quale divenne Lord Protettore del Commonwealth, un ruolo molto prestigioso, molto importante, da protagonista al centro delle trame politiche dell'Inghilterra, ma Richard Cromwell, a differenza del padre, dimostrò di non avere la stessa personalità, la stessa caratura, lo stesso carisma per portare avanti quel percorso riformatorio di politica che invece aveva caratterizzato il padre, il quale si era comportato molto audacemente, ma anche con pugno di ferro, incontrando però il sostegno di ampi strati della popolazione, ma andando anche ad esacerbare quelle spaccature intestine che avevano tormentato inesorabilmente l'Inghilterra in questi anni. Ecco che George Monk, primo duca di Albemarle, per fronteggiare il vuoto di potere che aveva lasciato Oliver Cromwell di fronte all'inconsistenza del figlio, decise di scendere dal nord, lui che era generale di un esercito stanziato nelle province settentrionali dell'Inghilterra, e di marciare su Londra, restituendo il potere al Parlamento. E così il 25 aprile 1660 si riunì una nuova assemblea costituente composta prevalentemente da presbiteriani, da cavalieri, da moderati, sostanzialmente da realisti, che decise di restaurare la monarchia concedendo il trono a Carlo II, richiamato dall'esilio. Ora, la guerra civile che era imperversata nel corso degli anni 40 in Inghilterra aveva lasciato degli strascichi molto importanti. Abbiamo parlato di spaccature interne all'Inghilterra, ma non solo, nelle isole britanniche, tanto in Scozia quanto in Irlanda. Ora, sebbene sia notoriamente difficile determinare il numero delle vittime in qualsiasi guerra, si stima però che il conflitto in Inghilterra e Galles, quindi escludendo per il momento Scozia e Irlanda, avesse causato circa 85.000 morti, con quasi
130.000 morti civili, quindi dovuti anche al non combattimento sul campo dove effettivamente si stava lottando. I combattimenti invece in Scozia e in Irlanda, dove la popolazione era circa un quinto di quella residente in Inghilterra, furono ancora più brutali. Si parla di ben 15.000 civili che persero la vita in Scozia, altri quasi 140.000 civili irlandesi potrebbero essere morti a causa delle guerre in quei territori. Sappiamo come la brutale campagna bellica portata avanti da Oliver Cromwell in Irlanda avesse determinato una riduzione clamorosa, tragica e drammatica dal punto di vista demografico degli abitanti dell'Irlanda stessi, e in totale circa 200.000 persone, ovvero il 2,5% della popolazione civile, persero la vita direttamente o indirettamente a causa di quelle che sono state definite, insieme alla guerra civile inglese, le guerre dei tre regni durante il decennio degli anni 40 del 600, rendendo quindi le guerre civili probabilmente il conflitto più sanguinoso nella storia delle isole britanniche, un conflitto che lasciò degli strascichi molto importanti che poi avrebbero avuto delle ripercussioni anche in seguito, soprattutto nel condurre George Monk a mettersi alla testa di un esercito di cui era già generale per marciare su Londra e riconsegnare il potere al Parlamento affinché si arrivasse alla restaurazione, cioè al ripristino della monarchia e alla fine quindi del Commonwealth, ovvero della Repubblica e del protettorato cromwelliano sull'Inghilterra, la Scozia e l'Irlanda. Andiamo pure nella slide successiva, perché effettivamente il Parlamento chiese al re in esilio Carlo II di fare ritorno in Inghilterra, e effettivamente Carlo II decise di assecondare le richieste del Parlamento grazie all'intermediazione di un caro amico del sovrano che era stato molto vicino prima al padre Carlo I e poi a lui durante il periodo di lontananza dall'Inghilterra, ovvero James Butler, primo duca di Ormond, e qui vediamo nella slide la nave ammiraglia Royal Charles che propensa a salpare dal porto di Rotterdam, perché Carlo II era andato in esilio prima in Francia, poi si era ritrovato nei Paesi Bassi, e il 4 aprile 1660 Carlo II rese note con la dichiarazione di Breda le condizioni con cui accettava il ritorno in Inghilterra. Il perdono generale, quindi un'amnistia generale nei confronti di coloro che si erano ribellati nei confronti del padre, che lo avevano giustiziato nel gennaio del 1649, che avevano portato avanti la rivoluzione inglese, che avevano quindi posto fine alla monarchia degli Stuart, un Parlamento libero, ma dove il sovrano tornava a far sentire la sua voce e a detenere il potere esecutivo, e poi soprattutto la tolleranza religiosa nei confronti di tutti i gruppi confessionali che erano presenti in Inghilterra, anche nei confronti dei cattolici e dei cosiddetti non conformisti, mettendo però al centro ovviamente la Chiesa anglicana, di cui ufficialmente il sovrano d'Inghilterra era il capo insieme all'arcivescovo di Canterbury. E così il 25 maggio 1660 il re approdò a Dover, una località molto importante che ritornerà successivamente, dopo 10 anni di distanza, nel 1670, alle albori della cronaca, per un trattato segreto che sarebbe stato stipulato tra l'Inghilterra e l'altra grande potenza europea d'oltremanica, e il 29 maggio del 1660, nel giorno del 30° compleanno, Carlo II fece il suo ingresso a Londra, gli venne consegnata la corona e poté effettivamente sedersi sul trono d'Inghilterra. Andiamo pure nella slide successiva, Luca, perché Carlo II diventa re d'Inghilterra nel 1660 e dà avvio ad un regno che durerà per ben 25 anni, fino al 1685.
un regno dove Carlo II si mette in risalto per portare avanti determinate riforme con un obiettivo prioritario, ovvero quello di ricompattare una nazione che era stata completamente sconquassata e sfilacciata dalle tremende lotte intestine. Infatti il 23 aprile 1661 ci fu l'incoronazione nell'abbazia di Westminster, venne convocato il primo Parlamento da Carlo II, il cosiddetto Cavalier Parliament, il Parlamento dei Cavalieri, che vedeva come gran partecipazione gli anglicani e i realisti, che avevano sostanzialmente la maggioranza tanto nella Camera dei Lord quanto nella Camera dei Comuni, un Parlamento, quello dei Cavalieri, che rimase in carica a lungo per 17 anni, e nel 1662 ci fu l'approvazione del Book of Common Prayer e dell'Act of Uniformity, ovvero del nuovo libro delle preghiere comuni, il ripristino di un libro che era già stato distillato e concepito al tempo del re Edoardo, figlio di Enrico VIII nel corso del Cinquecento, che poi aveva subito una serie di modifiche, che come abbiamo visto poi era stato reintrodotto, seppure cambiato anche da William Laud, tanto da volerlo estendere alla Scozia, e quello che avrebbe portato, era una delle motivazioni che poi avrebbe portato allo scoppio della guerra dei vescovi, ma soprattutto l'atto di uniformità, cioè il tentativo di voler arrivare ad una uniformità religiosa, il riconoscimento della Chiesa anglicana come la Chiesa che aveva la primazia all'interno del regno d'Inghilterra nel comune rispetto delle altre confessioni religiose. Come si diceva, l'obiettivo prioritario da parte di Carlo II era quello di arrivare a compattare l'intera comunità nazionale, a partire certamente dal riconoscimento della Chiesa anglicana come la Chiesa principale del Regno d'Inghilterra, questo per andare a corroborare e a sostanziare quanto era già stato deciso nel 1534 con l'atto di supremazia da parte di Enrico VIII, una mossa, come abbiamo già visto anche la scorsa volta, che era più che dettata da un punto di vista ideologico, religioso o di confessione, era soprattutto mossa dalla volontà da parte del sovrano di voler rimarcare l'indipendenza geopolitica e anche ovviamente religiosa dell'Inghilterra dalle inevitabili ingerenze che potevano provenire dal mondo cattolico, in particolar modo dal pontefice, quindi da Roma. Il rimarcare l'indipendenza significava voler andare a sottolineare con maggiore consistenza l'indipendenza dell'Inghilterra e il suo eccezionalismo rispetto alle dinamiche continentali europee. Questo avrebbe avuto un ruolo importante nella concezione che gli inglesi avevano di se stessi e nel cercare anche di costruire una propria identità nazionale in senso contrastivo, oppositivo rispetto alle altre potenze continentali, su tutte, prima la Spagna e poi la Francia, cattoliche, assolutiste, che quindi rappresentavano, ecco, un archetipo, un modello rivale. Allo stesso tempo, oltre al riconoscimento della Chiesa anglicana, vi era la necessità di riconoscere e di dare tolleranza religiosa anche agli altri gruppi confessionali, proprio nell'obiettivo di andare a compattare la nazione. Ma questo serviva, dal punto di vista di Carlo II, anche per andare non solo a pacificare, a stabilizzare il regno, ma anche ad andare a secondare quei gruppi confessionali a cui Carlo si sentiva in un certo senso vicino, nonostante il suo essere anglicano. Mi riferisco soprattutto ai cattolici, che come vedremo, insomma, nei prossimi decenni avrebbero giocato un ruolo cruciale, fondamentale, in quanto ago della bilancia all'interno dell'Inghilterra. Tra la gran parte della popolazione rappresentata dai deputati che sedevano
in Parlamento, che si opponevano al cattolicesimo come minaccia esistenziale alla tenuta dell'indipendenza inglese rispetto alle ingerenze provenienti dal mondo cattolico e dalle potenze rivali su tutta la Francia, e dall'altra parte invece la corona, Carlo II e soprattutto il fratello Giacomo, che guardavano invece strizzando l'occhio in un certo senso ai cattolici, perché il cattolicesimo in un certo senso significava accettarlo in maniera silenziosa all'interno del regno, significava andare a sostanziare quelle inevitabili mire e tendenze assolutistiche che caratterizzavano ancora la corona e soprattutto i sovrani d'Inghilterra, quelle aspirazioni assolutistiche che sembravano essere meglio sostanziate e concretizzate con un probabile ritorno del cattolicesimo, magari con una politica certamente anglicana, ma alquanto filocattolica. Andiamo pure nella slide successiva, perché al centro dell'universo culturale, mentale, politico, soprattutto di Carlo II, vi è questo personaggio, ovvero Thomas Hobbes, con il Leviatano, pubblicato nel 1651, che Hobbes dedicò a Francis Godolphin, che era di fatto il mecenate di Hobbes e colui che aveva protetto lo stesso importante filosofo inglese nel corso della sua vita. Ma nonostante il Leviatano fosse stato dedicato a Francis Godolphin, Hobbes fu anche il tutore privato di Carlo II, e nel momento in cui nel 1651 dà dalle stampe la sua più importante opera, che divenne uno dei capisaldi del pensiero filosofico politico occidentale, Hobbes aveva in mente il futuro dell'Inghilterra, e soprattutto il futuro di un'Inghilterra che avrebbe potuto e avrebbe dovuto, secondo Hobbes, rivedere il ritorno di un sovrano, di un monarca, soprattutto in particolare di Carlo II. Il Leviatano, questa immensa opera che prende il nome dal colossale mostro marino descritto principalmente nel libro di Giobbe, nel capitolo 41, dove Dio lo presenta come una creatura gigantesca, titanica e indomabile, ed è da notare soprattutto come lo scritto di Hobbes sullo Stato moderno abbia conservato la sua grande e ostinata attualità in modo ancor più evidente rispetto al passato, e soprattutto come il Leviatano di Hobbes abbia influenzato certamente la filosofia politica dello stesso Carlo II, dal momento che per Hobbes lo Stato aveva un ruolo assolutamente centrale come pacificatore. Ecco, la guerra civile inglese che aveva portato alla prima rivoluzione era stata caratterizzata da uno sconquasso generale dell'Inghilterra. La più grande paura di Hobbes era quella di vedere la sua patria sul baratro, e soprattutto di vedere la sua patria che poteva cadere effettivamente nell'oblio. E di conseguenza per lui era di fondamentale importanza tratteggiare le caratteristiche del Leviatano, cioè di quello Stato assoluto in grado di affermare con assoluta autorità il suo potere e di riportare soprattutto la pace. Per Hobbes, ovviamente, al centro del suo pensiero vi era il concetto stesso di contrattualismo, ma un contrattualismo che in un certo senso andava a braccetto, se vogliamo passare il termine, con l'investitura divina del sovrano. Quindi era un certo tipo di contrattualismo sui generis, ma su questo ritorneremo poi in seguito quando prenderemo in considerazione Locke, perché se Thomas Hobbes è il pensatore politico che è l'archetipo e il modello per il canone politico che aveva distillato lo stesso Hobbes della restaurazione inglese, dall'altra parte invece Locke giocherà
lo stesso ruolo per quanto riguarda invece la gloriosa rivoluzione. Ecco che per Hobbes soprattutto l'uomo nello stato originario di natura viveva in una situazione di bellum omnium contra omnes, di guerra di tutti contro tutti, uno stato primitivo, uno stato di conflittualità perenne. Per uscire da questo originario stato di natura e di conflittualità perenne, dove il sentimento, la passione dominante era quella della paura, gli uomini decidevano di unirsi insieme, di stipulare un patto, un contratto sociale e di delegare le loro libertà, di rinunciare alla loro libertà per delegare i propri diritti a un potere sovrano, assoluto, superiore, che aveva il compito proprio di portare ordine, pace e stabilità. Ecco, questa era la priorità più importante per Hobbes e questa era la priorità più importante, inevitabilmente, anche per Carlo II, che era rimasto profondamente influenzato dal suo tutore privato che giocò un ruolo rilevante nella sua formazione. Andiamo pure nella slide No, successiva. volevo un attimo, un secondo spendere due parole a riguardo. Bisogna considerare che Hobbes comunque parla sotto una determinata corrente fondamentalmente filosofica, cioè è un meccanicista, quindi di conseguenza intendere il potere un po' come una sorta di ingranaggio che muove altri ingranaggi, è ovvio che poi insomma porti a una spiegazione del genere. Certo, si parla di una sorta di monarchia assoluta, però già abbiamo concetti, come giustamente hai detto poc'anzi Elia, che ritorneranno in Locke, in Montesquieu e in Rousseau, anche invece per quanto riguarda l'oltremanica, e che appunto poi faranno notare quanto saranno importanti nella Costituzione poi americana successiva, tra le prime, tra parentesi, formate dal popolo per il popolo, a differenza invece di quelle più ottocentesche che sono invece concesse, octroyé. Ora, ecco, secondo me questa parte qua è estremamente importante proprio per capire anche il clima effettivamente, come hai detto te, culturale, filosofico, che si sentiva proprio a quell'epoca in Inghilterra, quanto effettivamente un Carlo II era forte fondamentalmente di queste teorie, e quindi quanto poteva il suo potere, la sua monarchia effettivamente reinstaurarsi con maggior forza dopo un periodo passato sotto una sorta di repubblica, fondamentalmente rea oltretutto di aver decollato completamente il padre. Quindi chiaramente questa cosa io la volevo sottolineare perché è estremamente importante. Tutta la spiegazione del Leviatano, già hai speso tante parole, quindi io direi a questo punto, come giustamente hai detto, di andare avanti e passiamo al Cabal Ministry. Prego, Ilya. Certo, perché le teorie politiche di Hobbes andavano a legittimare il ritorno della monarchia inglese e quindi anche il ritorno della figura di Carlo II, il quale poté effettivamente rimettere piede in patria puntando inizialmente su alcuni personaggi che giocarono un ruolo assolutamente rilevante nell'azione politica riformatrice di Carlo II e che quindi ebbero un ruolo da protagonisti nella restaurazione inglese. Primo fra tutti fu Edward Hyde, primo conte di Clarendon, con il re che decise di nominarlo all'importante carica di Lord Cancelliere, che ricoprì con pregio tra il 1660 e il 1667, un incarico questo che portò Edward Hyde ad avere un grande peso politico all'interno della corte di Carlo II, ma che gli procurò anche diversi nemici. E Clarendon in seguito, soprattutto in seguito alla seconda guerra anglo-olandese, di cui tratteremo tra poco, venne
ecco, accusato di tradimento, costretto all'esilio permanente, visse in Europa continentale fino a morire a Rouen in Francia nel 1674 e durante questo periodo completò la sua The History of the Rebellion 1642-1648, nella quale effettivamente raccontava le vicende che lo avevano visto protagonista dalla parte di Carlo I, del padre di Carlo II, durante la guerra civile inglese, uno scritto che inizialmente venne redatto in difesa di Carlo I e che fu ampiamente rivisto dopo il 1667, quando venne espulso dall'Inghilterra dallo stesso Carlo II, divenendo più critico nei confronti non solo di Carlo I, ma soprattutto di Carlo II, che effettivamente l'aveva esiliato dall'Inghilterra perché caduto in disgrazia. Ma il Cabal Ministry, dopo l'estromissione dal potere di Clarendon, il Cabal Ministry, cioè il gabinetto dei favoriti di Carlo II, fu il protagonista indiscusso dell'azione politica durante il periodo della Restaurazione e vedeva al centro questi importantissimi personaggi che furono effettivamente gli aghi della bilancia all'interno dell'operato politico nel periodo stesso della Restaurazione. Il nome Cabala, che derivava dalle iniziali dei titoli dei singoli personaggi, da Clifford, Arlington, Buckingham, Ashley Cooper, che poi successivamente sarebbe stato nominato primo conte Shaftesbury, e Lauderdale, e da qui Cabala, quasi fosse una sorta di gabinetto appunto addentro al potere, in grado di muovere tutto quello che poteva essere mosso all'interno dell'Inghilterra, tanto da andare a raffigurarsi come l'apparato strategico indiscusso di Carlo II. Personaggi molto importanti che ebbero un ruolo rilevante nel corso di questo decennio, fondamentalmente. Thomas Clifford, il primo barone di Clifford, ebbe un ruolo estremamente rilevante, soprattutto perché sedette in Parlamento già a partire dal 1660-61, divenendo un fedele sostenitore di Harry Bennet e soprattutto si mise in risalto in quanto audace oppositore del conte di Clarendon e infatti giocò un ruolo importante nell'estromettere proprio Clarendon dal potere. Venne nominato cavaliere nel 1664, poi successivamente ambasciatore in Danimarca e Svezia, prestò servizio nella flotta durante la guerra anglo-olandese e poi successivamente fu nominato controllore della Casa Reale e membro del Consiglio Privato, commissario del Tesoro, tesoriere ufficiale della Corona. Insomma, come membro della Cabala, del governo della Cabala, Clifford collaborò zelantemente con il re per rompere soprattutto la Triplice Alleanza con le Province Unite e la Svezia e per raggiungere un accordo con la Francia, un accordo che poi sarebbe stato raggiunto effettivamente in gran segreto nel 1670 con il Trattato di Dover. L'altro e in seguito soprattutto, ecco, quello che bisogna dire di Clifford è che avrebbe seguito Giacomo Stuart avvicinandosi a quanto pare gradualmente al cattolicesimo romano. Simpatie filocattoliche nei confronti di Giacomo Stuart che Clifford aveva ricevuto anche se non soprattutto dal suo più importante amico all'interno del Cabal Ministry, ovvero Harry Bennet, primo conte di Harlington, un influente statista e diplomatico inglese durante il regno di Carlo II, un membro del potente consiglio della Cabala, che fu segretario di Stato e Lord Ciambellano, noto per aver firmato il Trattato di Dover del 1670 e per essersi speso in maniera importante affinché ci fosse questo effettivo, concreto avvicinamento tra l'Inghilterra
e la Francia, e soprattutto colui che si oppose in maniera molto importante insieme a Clifford per l'estromissione di Edward Hyde, conte di Clarendon, e li furono affidati a Henry Bennet grazie alle sue pregevoli capacità di affari esteri, e prese parte attiva durante la seconda guerra anglo-olandese, giocando un ruolo da assoluto protagonista nel tentativo di arginare e di stroncare senza successo gli olandesi stessi. E terzo personaggio, George Villiers, secondo duca di Buckingham, che era il figlio del primo duca di Buckingham, che, come ricorderete, morì nel 1628 e che fu il favorito per circa 2 anni, almeno fra il 1624 e il 1626, ma già prima di Carlo I, e che in seguito cadde in disgrazia fino a morire nel 1628, anno in cui nacque il figlio, che si chiamava come il padre, George Villiers, secondo duca di Buckingham, che visse una vita turbolenta, strettamente legata alle alterne vicende della monarchia inglese, perse i suoi beni durante la guerra civile inglese, sostenne Carlo II in esilio, e dopo la restaurazione nel 1660 riottenne i suoi immensi possedimenti, tornando a ricoprire ruoli di primissimo piano all'interno del regno d'Inghilterra, diventando uno dei consiglieri più ascoltati del re, e fu un fiero sostenitore della fazione protestante, ma anche di una politica tollerante nei confronti degli altri gruppi confessionali, al fine di mantenere coeso e compatto un regno che si era sfilacciato tragicamente nel corso degli ultimi anni. All'interno del Cabal Ministry, Buckingham rappresentava la fazione più incline, quindi, al protestantesimo e ad allearsi spesso con Lord Ashley, e si batté quindi per una maggiore tolleranza religiosa nei confronti degli altri gruppi confessionali, tanto da rimanere all'oscuro per quanto riguardava il Trattato di Dover del 1670. E oltre all'attività politica, c'è da ricordare come il duca di Buckingham fu anche un noto drammaturgo e poeta, che a volte, spesso, a dire la verità, era criticato dagli altri membri della Cabal Ministry, ma più in generale anche da membri del Parlamento, in quanto era uno scialacquatore, uno che insomma si dava la bella vita, e quindi sperperava non solo i suoi averi, ma spesso in maniera illecita anche i beni e i denari della corona. Altro personaggio, Anthony Ashley Cooper, primo conte di Shaftesbury, che aveva fatto parte del Parlamento di Bourbon nel periodo rivoluzionario, che fu il principale, sarebbe stato il principale promotore dell'Habeas Corpus Act nel 1679, che era noto in particolar modo per la sua stretta amicizia con il filosofo politico John Locke, che dedicò proprio a Shaftesbury i suoi trattati di politica, estremamente importanti, e che, al pari del Leviatano, avrebbero rappresentato una delle pietre miliari della filosofia politica occidentale, al centro in particolar modo del periodo relativo alla gloriosa rivoluzione. Ecco, Ashley Cooper giocò un ruolo importante perché ebbe la carica prestigiosa di cancelliere dello scacchiere, fino poi ad essere elevato effettivamente a conte di Shaftesbury, e ebbe la carica di Lord Cancelliere a partire dal 1672. Anche lui, al pari di Buckingham, sostenne la tolleranza religiosa. Sostenne la tolleranza religiosa non solo nei confronti cattolici, ma anche nei confronti degli altri gruppi protestanti che erano dissidenti rispetto alla dominante chiesa anglicana, e ebbe senz'altro un ruolo rilevante, anche se
era profondamente sospettoso di quella che poi si sarebbe rivelata essere l'alleanza con la Francia e delle inclinazioni cattoliche del fratello di Carlo, ovvero di Giacomo II, e per questo motivo Ashley Cooper finì poi per scontrarsi con la corona e per essere favorevole al Test Act, divenendo in seguito, quando uscì dal Cabal Ministry, il leader dell'opposizione parlamentare, tanto da mettersi particolarmente in mostra durante l'Exclusion Bill, la crisi dell'Exclusion Bill del 1679-1681, su cui torneremo in seguito. E infine John Maitland, il duca di Lauderdale, che ebbe un coinvolgimento di poco conto in realtà all'interno dell'Inghilterra, ma di estrema rilevanza per quanto riguardava la Scozia, perché al momento della restaurazione nel 1660 fu nominato immediatamente da Carlo II segretario di Stato per la Scozia, e dal 1660 fondamentalmente fino al 1680, con alcuni alti e bassi, ebbe il controllo quasi assoluto sulla Scozia, tanto da impegnarsi nel reintrodurre l'episcopato e nel reprimere brutalmente i ribelli presbiteriani, i covenanti, come nel caso di una rivolta scoppiata nel 1666, tanto da mettere a repentaglio la tenuta, la presa dell'Inghilterra sulla Scozia. E Lauderdale divenne famoso per aver imposto leggi severe che minacciavano di morte i predicatori ribelli, accentrando in maniera veramente sproporzionata tutto il potere nelle proprie mani e gestendo la politica con metodi corrotti, brutali e autocratici. Quindi ebbe un atteggiamento molto rigido e divenne il braccio armato del sovrano d'Inghilterra, governando la Scozia in modo autocratico in qualità di segretario di Stato. Ecco quindi che queste 5 figure furono coloro che insieme a Carlo II portarono avanti la politica riformatrice, non solo all'interno dell'Inghilterra, ma anche all'interno, per esempio, della Scozia e degli altri territori che erano sottoposti al dominio di Londra. I protagonisti del consiglio privato del re, artefici quindi della politica antiparlamentare e filo-francese, finirono però progressivamente, gradualmente, nel corso degli anni successivi per perdere potere e influenza al termine soprattutto della terza guerra anglo-olandese, con la pace tra Inghilterra e Province Unite del 1674. Ma andiamo pure avanti, perché? Perché nel passaggio tra il conte di Clarendon e il Cabal Ministry si combatté tra il 1664 e il 1666 la seconda guerra anglo-olandese, una guerra fondamentale. Come abbiamo visto, dalla metà del XVII secolo gli atti di navigazione, che erano il risultato normativo delle politiche mercantilistiche e protezionistiche di Oliver Cromwell, crearono un sistema economico integrato fra colonie e madrepatria. Queste iniziative legislative, che erano finalizzate a regolamentare il commercio nei domini del Commonwealth, costruirono un bacino mercantile protetto ed esclusivo volto a tutelare tutta una serie di settori, quali l'agricoltura, l'industria tessile e manifatturiera britannica, dalle ingerenze esterne, consentendo a Londra di attuare una politica estera sempre più assertiva, tanto durante il periodo del Commonwealth di Cromwell, quanto durante il periodo di Carlo II. E infatti nel passaggio dalla personalistica dittatura militare di Cromwell alla restaurazione monarchica guidata da Carlo II, le guerre anglo-olandesi condussero i realisti inglesi a scagliarsi contro la Repubblica delle Sette Province Unite, colpevoli di aver raggiunto la preminenza commerciale tramite quelle che erano definite dagli inglesi sleali pratiche mercantili, e di essere quindi le Province Unite una repubblica eretta dalla sedizione e dal tradimento,
con l'esplicito obiettivo di sovvertire la monarchia inglese, la monarchia in generale, prima spagnola, poi addirittura inglese, dando rifugio, nel caso soprattutto di Londra, a pericolosi ribelli impegnati a diffondere i loro principi antimonarchici e le loro deleterie dottrine in qualche agitata mente della nazione inglese. E quindi venne adottata all'interno dell'Inghilterra una propaganda anti-olandese che era strumentale per sostenere lo sforzo bellico, che poi in seguito sarebbe mutata gradualmente in funzione antifrancese a causa dell'antagonismo storico rappresentato da Parigi, esemplificato, ma questo lo vedremo in seguito, dalle mire espansionistiche di Luigi XIV. Ad ogni modo, la propaganda anti-olandese era talmente forte che fu determinante nel cercare di sostenere lo sforzo bellico contro l'Olanda da parte dell'Inghilterra. Il 27 agosto 1664 gli inglesi, quindi comandati da Giacomo Stuart, duca di York, il fratello di Carlo II, conquistarono Nuova Amsterdam in America settentrionale, costringendo il governatore Peter Stuyvesant a cedere la colonia, che sarebbe stata ribattezzata New York. Una grande, mirabolante avventura bellica, un'impresa straordinaria che avrebbe permesso a Giacomo di guadagnare prestigio all'interno dell'Inghilterra, nonostante le sue più o meno aperte, ma non ancora manifestate esplicitamente, simpatie filocattoliche. Tanto che Giacomo poi di lì a poco, tra il 1668 e il 1669, si sarebbe convertito al cattolicesimo. Ad ogni modo, se questa fu una grande vittoria per quanto riguardava l'Inghilterra, la guerra sarebbe continuata in maniera veramente molto importante. Nel 1666, andiamo pure alla slide successiva, si ebbe un grande incendio a Londra il 4 settembre 1666 che portò alla distruzione di una parte della città, e tanto da mettere in ginocchio la capitale, ma l'Inghilterra avrebbe subito una tremenda sconfitta l'anno successivo. Andiamo pure nella slide seguente, quando il 20 giugno del 1667 la flotta olandese, guidata dall'ammiraglio Michael de Ruyter, penetrò nel Medway e distrusse gran parte della Royal Navy. Un colpo tremendo portato avanti dall'ammiraglio Michael de Ruyter e dal borgomastro Cornelis de Witt, fratello del gran pensionario d'Olanda Johan de Witt, che mise veramente in ginocchio l'Inghilterra, perché gran parte della flotta inglese venne effettivamente distrutta da questa mirabolante impresa marittima compiuta dagli olandesi e in grado di disintegrare una parte consistente della marina di sua maestà. Dopo la sconfitta nella guerra anglo-olandese, che si concluse di fatto... Io volevo aggiungere una cosa, ovviamente, guardatevi il film Armada, in cui appunto viene spiegato un po', ovviamente da un punto di vista meramente cinematografico, un po' tutta questa parte, ecco, della seconda guerra anglo-olandese, tutta la vicenda di De Ruyter, ma anche la vicenda che tragicamente, insomma, si concluse di Johan de Witt. Prego, Lia. Grazie mille. Con il trattato nella pace di Breda del 1667 le cose andarono cambiando vertiginosamente. Come abbiamo visto all'interno dell'Inghilterra, Clarendon successivamente, insomma, sarebbe stato lì a poco estromesso dal potere, il Cabal Ministry avrebbe preso progressivamente presa all'interno degli apparati strategici londinesi, con questi 5 personaggi che erano sostanzialmente i favoriti del re di Inghilterra, e alcuni di loro decisero in maniera importante, tra cui soprattutto Henry Bennet, il primo conte di Harlington, per un avvicinamento sostanziale, concreto tra l'Inghilterra e la Francia. Dal momento che
le Province Unite rappresentavano una minaccia esistenziale per quanto riguardava la sicurezza dell'Inghilterra e soprattutto per quanto riguardava la politica mercantilistica in campo economico adottata da Londra, con grandi aspirazioni di natura talassocratica, di dominio dei mari, che aveva l'Inghilterra e che erano inevitabilmente contenute e arginate dalle Province Unite, che in quel momento erano la principale superpotenza oceanica. Ecco che Henry Bennett, il primo conte di Harlington, insieme a Enrichetta Anna, sorella di Carlo II, moglie di Filippo Borbone, duca d'Orléans, fratello minore del re Luigi XIV, guidarono i negoziati per conto della corona inglese, dei negoziati segreti nel tentativo di avvicinare Londra e Parigi per siglare un accordo affinché l'Inghilterra potesse avere le risorse necessarie per mantenere il controllo, aumentare la presa al proprio interno, ma anche allo stesso tempo fare perno sulla Francia per arginare, contenere e magari anche sconfiggere l'Olanda. E così il 1° giugno del 1670 venne siglato il trattato segreto di Dover, nel quale venne siglato un patto con cui Carlo II d'Inghilterra promise sostanzialmente di sostenere la politica francese in Europa in cambio di un consistente sussidio da parte di Parigi che lo avrebbe liberato dalla dipendenza finanziaria dal Parlamento. In realtà nel 1670 furono stipulati 2 trattati a Dover, uno segreto e riguardava se non il ritorno del cattolicesimo in Inghilterra, quantomeno una auspicata politica filocattolica da parte della corona inglese nel tentativo di arrivare, secondo Carlo, a una instaurazione dell'assolutismo monarchico all'interno dell'Inghilterra. L'altro trattato riguardava invece un'alleanza militare anglo-francese volta proprio a stroncare questa supremazia marittima che avevano le Province Unite dei Paesi Bassi, un obiettivo desiderato in particolar modo da Luigi XIV, il Re Sole, il sovrano assoluto di Francia, che aveva come priorità strategica proprio quello di andare a conquistare le Province Unite per permettere alla Francia di affermarsi come la principale superpotenza a livello continentale e non solo. Secondo questo accordo... Scusami, volevo un attimo dire una cosa, poi ti lascio parlare nuovamente. Già 8 anni prima, comunque, Carlo II fece un'altra mossa in favore della Francia di Luigi XIV. Cioè, praticamente cedette, sotto ovviamente cospicua somma di denaro, Dunkerque, che se insomma recuperatevi la live precedente, era inglese dalla prima guerra anglo-olandese, quindi sotto Cromwell. Chiaramente questa cosa non è che piacque molto alla popolazione e quindi di conseguenza anche al Parlamento inglese, e poi si arriva 8 anni dopo questo trattato segreto per cui i 2 cugini, tra parentesi, Carlo II e Luigi XIV, insomma, entrano in combutta contro ovviamente le Province Unite. Insomma, questa cosa poi, come si suol dire, in maniera un po', come posso dire, karmatica, a foreshadowing, poi ritornerà indietro e anche con gli interessi alla famiglia Stewart. Prego Elia, scusami. No, anzi, grazie mille, certo, Dunkerque, come abbiamo visto anche l'altra volta, era stata conquistata agli inglesi nel 1658 e per gli inglesi ne rappresentava un avamposto portuale, militare, strategico. È ovvio che questo avvicinamento con la Francia in funzione anti-Paesi Bassi avrebbe determinato dei cambiamenti che non sarebbero stati ben visti dalla maggior parte della popolazione, senz'altro dalla gran parte di coloro che sedevano all'interno del Parlamento. Ad ogni modo, all'interno di questo trattato
Carlo avrebbe ricevuto dei cospicui finanziamenti. Si parla di circa 200.000 sterline, il supporto addirittura di 6.000 soldati francesi, se necessario, per aumentare la presa della corona inglese all'interno del regno e per avere anche quelle risorse necessarie a portare avanti il conflitto contro i Paesi Bassi. La clausola di potenziale conversione non entrò mai in vigore, poiché Luigi XIV era realmente interessato solo alla guerra e la missione di Carlo II non era tanto la restaurazione della religione cattolica, perché questo lo avrebbe portato a cadere, se non immediatamente, ma quasi dal piedistallo, quanto in realtà l'instaurazione del potere monarchico che a suo avviso il cattolicesimo avrebbe garantito o comunque sia assecondato. Quindi il cattolicesimo dal punto di vista ideologico poteva essere utilizzato strumentalmente per assecondare le inevitabili pretese assolutistiche della corona d'Inghilterra. E per questo motivo, ecco, venne stipulato il Trattato di Dover che avrebbe poi portato a questo avvicinamento tra Parigi e Londra, che sarebbe stato determinante soprattutto durante la terza guerra anglo-olandese, combattuta fra il 1672 e il 1674, dove l'intento della Francia e dell'Inghilterra era quello di smantellare la supremazia commerciale e marittima olandese, e l'Olanda subì effettivamente un attacco su due fronti almeno. Le truppe francesi, che insieme ad alcuni piccoli alleati tedeschi, soprattutto di Münster e Colonia, invasero via terra, mentre le flotte combinate anglo-francesi attaccarono per mare. E per fermare l'avanzata francese, gli olandesi, capitanati da Guglielmo d'Orange Nassau, aprirono le dighe allagando vaste aree del loro territorio e creando quindi una robusta barriera separatoria fatta d'acqua, così da bloccare temporaneamente l'avanzata francese e difendere il proprio territorio nazionale. Alla fine, nonostante numerosi scontri, la superiorità numerica dei nemici, anche sull'acqua l'ammiraglio olandese Michiel de Ruyter riuscì a difendere la Repubblica sventando l'invasione anfibia inglese che era stata richiesta dalla Francia, combattendo diverse importanti battaglie, soprattutto quella di Solebay nel 1672 e quella di Texel nel 1673, per poi concludersi il conflitto anglo-olandese con il trattato di Westminster nel 1674, dove l'Inghilterra, sostanzialmente a corto di fondi e con l'opposizione interna del Parlamento che guardava di malocchio la guerra combattuta contro l'Olanda, perché questo avrebbe portato da un lato certamente ad un ridimensionamento dei Paesi Bassi, ma dall'altra parte senz'altro ad un aumento del potere per quanto riguardava i francesi. Come sappiamo, la francofobia e quindi il puntare il dito contro la Francia vista come un nemico esistenziale era molto diffusa e ben radicata all'interno del popolo inglese. Insomma, l'Inghilterra alla fine fu costretta a ritirarsi dal conflitto e il Trattato di Westminster del 1674 portò sostanzialmente a ripristinare lo status quo antebellico. Detto ciò, ritornando in Inghilterra, andiamo pure alla slide seguente. Negli anni 70 del 600, ecco, la situazione si fa ancora più turbolenta. Perché? Perché vengono promulgati questi Test Act. Che cos'è intanto il Test Act? Ora, in Inghilterra, Scozia e Irlanda, qualsiasi legge che rendesse l'eleggibilità di una persona a una carica pubblica dipendente dalla sua professione della religione stabilita era definita proprio Test Act. In Scozia il principio fu adottato immediatamente dopo la riforma e un atto del 1567 rese la professione della fede riformata una condizione per la carica pubblica.
Una legge del genere non era inizialmente necessaria in Inghilterra. Le leggi penali contro coloro che non si conformavano alla Chiesa ufficiale erano infatti così severe da escludere automaticamente tali persone dalla vita pubblica. Nel clima più tollerante, alla fine del XVII e del XVIII secolo, i cattolici romani e i dissidenti protestanti potevano normalmente praticare la propria religione indisturbati. Ma il timore della maggioranza anglicana di una sovversione all'interno dei propri confini nazionali portò alla loro esclusione dalle cariche pubbliche. E in Inghilterra la prova consisteva nel rendere la ricezione della Santa Comunione secondo i riti della Chiesa d'Inghilterra, della Chiesa anglicana, una condizione preliminare per l'accettazione di una carica. Fu sancito questo per la prima volta in una legge del 1661 come requisito per l'appartenenza a una corporazione cittadina e poi fu estesa a tutte le cariche pubbliche con il Test Act del 1673. Il Test Act del 1673 era letteralmente un atto per prevenire pericoli che potrebbero accadere a causa dei dissidenti papisti. E esso fece valere su tutte le persone che ricoprivano un incarico pubblico, civile o militare, l'obbligo di fare il giuramento di supremazia e di fedeltà e quindi di sottoscrivere una dichiarazione contro la transustanziazione, oltre a ricevere il sacramento entro 3 mesi dall'assunzione della carica secondo il rituale vigente all'interno della Chiesa anglicana. Un Test Act, quello del 1673, che poi fu esteso e rafforzato nel 1678 con un Test Act, quello del 78, che obbligava i membri di entrambe le Camere, Lord e quindi Camera dei Comuni, anche a fare una dichiarazione contro la transustanziazione, l'invocazione ai santi e il sacrificio durante le cerimonie liturgiche, durante la messa. Allora, forse ecco, quindi c'è un passaggio che magari mi sono distratto io e l'hai detto, però il Test Act venne fuori più che altro perché l'anno prima, nel 72, c'è la dichiarazione di indulgenza. Cioè fondamentalmente il re, che aveva già simpatie filocattoliche, iniziò a pensare, aspetta, facciamo questo atto, la dichiarazione di indulgenza, tale per cui c'è una tolleranza di culto cattolico, principalmente all'interno del mio regno. E allora, e da qui ci colleghiamo al tuo discorso, il Parlamento, e quindi la frangia ovviamente più filo protestante anglicana più che altro, ecco, fa emettere poi i 2 Test Act, prima del 73 e poi del 78, e quest'ultimo, quello del 78, toglie completamente ovviamente la dichiarazione di indulgenza. Ecco, questo è. Certo, infatti la dichiarazione di indulgenza è di fondamentale importanza perché poi da questo derivano i Test Act, dichiarazione di indulgenza che poi tornerà in auge durante il regno di Giacomo II e che sarà poi uno degli atti determinanti per la cosiddetta gloriosa rivoluzione. E come riportato anche qui, insomma, il Test Act era una dichiarazione: io solennemente e sinceramente in presenza di Dio professo, attesto e dichiaro di credere che nel sacramento e l'Eucaristia non c'è alcuna transustanziazione degli elementi del pane e del vino, nel corpo e nel sangue di Cristo, al momento o dopo la consacrazione da parte di qualsiasi persona. E che, questa è l'aggiunta del 1678, l'invocazione o l'adorazione della Vergine Maria o qualsiasi altro santo e il sacrificio della messa, come sono praticate adesso nella Chiesa di Roma, sono superstiziosi e idolatrici. Insomma, erano queste leggi, il Test Act del 1673 e 1678, un tentativo per rispondere alla dichiarazione di indulgenza del 1672, spiegata appena ora da Luca, ed era soprattutto un modo per cercare di arginare quella politica filocattolica e quindi filopapista portata avanti da Carlo II e che era mal vista dalla maggior parte degli esponenti all'interno del Parlamento. Nel 1679 seguì anche l'Habeas Corpus Act, una norma con la quale
si richiedeva a un tribunale di esaminare la legittimità della detenzione così da prevenire l'incarcerazione arbitraria e illegale e garantire l'assoluta libertà personale dell'individuo. Quindi, oltre al Test Act, il Parlamento si sentì in dovere di approvare una legge in grado di tutelarli di fronte alla giustizia inglese per evitare determinate incarcerazioni arbitrarie che potevano provenire dall'alto, in particolar modo dalla corona, per cercare di stroncare i tentativi dei parlamentari di opporsi ad una certa politica definita appunto filocattolica, reazionaria, di restaurazione monarchica tendente addirittura all'assolutismo, di cui in un certo senso si faceva portavoce Carlo II, anche se non in maniera così audace, estrema e radicale come a suo tempo aveva fatto il padre Carlo I. Ed è proprio in questo momento, andiamo pure alla slide successiva, che l'Habeas Corpus Act alla fine è anche una reazione a questo popish plot o al complotto papista del 1678, una congiura che alla fine si rivelò totalmente fittizia ma ampiamente creduta, in cui si affermava che i gesuiti sostanzialmente o un gruppo di cattolici, tra cui alcuni gesuiti, stessero pianificando l'assassinio del re Carlo II per portare al trono suo fratello cattolico, il duca di York, che nel frattempo nel 1668 si era convertito al cattolicesimo. Di Giacomo II poi parleremo tra poco. Le accuse furono fabbricate da un presbitero protestante inglese, questo Titus Coates, che era un personaggio, un ecclesiastico anglicano che aveva finto la conversione alla Chiesa Cattolica Romana l'anno precedente, aveva trascorso alcuni mesi come studente in alcuni seminari all'estero per intrufolarsi all'interno delle sette cattoliche, ed era stato incoraggiato nel tentativo di rivelare questo complotto papista da un suo conoscente, un fanatico anticattolico, Israel Tonge, e Oates informò il governo di questa immaginaria congiura ottenendo l'accesso al consiglio privato, dove fu interrogato direttamente dai favoriti del re per comprendere effettivamente che cosa stava avvenendo. Oates, prima di essere interrogato dal consiglio privato del sovrano, fece anche una deposizione giurata a un giudice di pace di Westminster, tal Sir Edmund Berry Godfrey, e quando quest'ultimo fu trovato assassinato si scatenò il panico popolare, perché in molti credevano effettivamente che le dichiarazioni di Oates avessero la loro fondatezza e quindi si potesse scatenare una congiura papista che era stata ordita da alcuni cattolici per eliminare Carlo II e far salire sul trono d'Inghilterra il fratello Giacomo, che era ormai apertamente cattolico. E in totale 35 persone furono giustiziate e questa cospirazione papista prese auge, si diffuse molto rapidamente, almeno dal punto di vista retorico, dialettico, la diceria, ecco, che i cattolici stessero per andare al potere, tanto che a rimetterci la vita fu anche uno dei più importanti esponenti del mondo cattolico irlandese, l'arcivescovo cattolico irlandese Oliver Plunkett, primate d'Irlanda, che insediò la Compagnia di Gesù diversi anni prima a Drogheda, dove durante la campagna di Cromwell venne compiuto un grandissimo massacro nei confronti degli irlandesi locali, tanto che persero la vita circa 3.000 persone. E qui non solo insediò la Compagnia di Gesù, ma fondò anche una scuola per ragazzi, un collegio per studenti di teologia, estese il suo ministero ai cattolici di lingua gaelica delle Highlands e anche delle isole scozzesi,
e poi organizzò un'importante conferenza episcopale della Chiesa Cattolica Irlandese a Dublino nel 1670, ma proprio per questo motivo, per il suo operato, per il suo assoluto protagonismo, incontrò, ecco, l'opposizione da parte di numerosi parlamentari inglesi che guardavano negativamente l'operato dell'arcivescovo irlandese Oliver Plunkett. Nel 1678 la persecuzione anticattolica si inasprì a causa proprio di questo Popish Plot inventato da Titus Oates, secondo il quale i cattolici avrebbero voluto addirittura far giungere in Irlanda 20.000 soldati francesi. Plunkett fu accusato di avere imposto un'autotassazione sul suo clero per appoggiare la ribellione irlandese contro gli inglesi, per assecondare un possibile arrivo di truppe francesi in Irlanda, per permettere all'Irlanda di riconquistare la propria indipendenza rispetto all'Inghilterra. Alla fine l'arcivescovo fu arrestato, processato nel 1679, imprigionato a Dublino, poi deportato nella prigione di Newgate a Londra e in seguito venne processato e fu condannato a morte per alto tradimento, e l'esecuzione ebbe luogo nel luglio del 1681 a Tyburn, in Inghilterra, dove fu impiccato e squartato, divenendo uno degli ultimi martiri cattolici uccisi in Inghilterra. Ad ogni modo, ecco, il Popish Plot, il complotto papista del 1678, orchestrato da dei presunti cattolici per eliminare Carlo II, si rivelò totalmente infondato. Titus Oates alla fine venne scoperto e dimostrata la totale infondatezza di questa congiura, venne addirittura arrestato. E ad ogni modo, però, questo significava, insomma, capire quanto il complotto papista di fatto andava a toccare le corde più profonde all'interno dell'animo degli inglesi, infervorava l'animo della popolazione e andava ad aumentare i dissapori all'interno del Parlamento nei confronti soprattutto della corona, in particolar modo nei confronti del fratello del re Giacomo, che era per l'appunto cattolico. Il fatto che i cattolici potessero prendere effettivamente il controllo dell'Inghilterra. Andiamo pure nella slide successiva, perché in seguito a questo congiura papista del 1678 il Parlamento si impegnò per proporre una legge da parte dell'opposizione parlamentare, sostenuta in particolar modo dal conte di Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, che nel frattempo era uscito dal Cabal Ministry per diventare uno strenuo oppositore parlamentare contro le politiche reazionarie portate avanti dalla corona. L'Exclusion Bill era finalizzata a escludere il cattolico Giacomo, fratello di Carlo II, dalla successione al trono. E questo scatenò una crisi, la crisi dell'Exclusion Bill, che si ebbe tra il 1679 e il 1681, dove ci furono dei forti contrasti tra la corona e il Parlamento, tanto che nel 1679 la Camera dei Comuni votò a favore della legge. Nel 1680 il testo era approvato da comuni, ma venne respinto dai Lord anche per le forti pressioni ricevute dalla corona, e nel 1681 Carlo II decise di bloccare il voto e di sciogliere il Parlamento. È proprio in questo periodo che si vanno a formare quei gruppi o quei partiti politico-parlamentari che poi avrebbero preso maggiormente piede tra la fine del 600 e l'inizio del 700, ovvero i Whig e i Tory. I Whig, che erano espressione della borghesia cittadina e che sostanzialmente erano favorevoli all'esclusione di Giacomo dalla successione al trono, e i Tory invece, che erano contrari alla posizione dei Whig, ma erano favorevoli ad assecondare l'operato di Carlo II, il quale aveva scelto di fatto come suo legittimo erede il fratello Giacomo. Andiamo pure nella slide successiva, perché
Giacomo II, Giacomo Stuart, che di lì a poco sarebbe diventato re d'Inghilterra, succedendo effettivamente al fratello Carlo, era un personaggio che aveva giocato un ruolo estremamente centrale all'interno delle dinamiche inglesi. Intanto Giacomo si era fidanzato con Hannah Hyde all'inizio del 1659-1660, poi si era addirittura sposato con Hannah Hyde, che era figlia del primo ministro Edward Hyde, conte di Clarendon, che aveva giocato un ruolo centrale, come abbiamo visto, tra il 1660 e il 1667 all'interno della corte di Carlo II, e dopo la restaurazione del fratello sul trono inglese nel 1660, Giacomo fu creato duca di Albany, divenne lord dell'ammiragliato e fece molto, in particolar modo, per mantenere l'efficienza e migliorare l'organizzazione della marina, diventando insomma un protagonista indiscusso di quella importantissima impresa militare marittima che proprio su iniziativa di Giacomo portò la Royal Navy ad attaccare Nuova Amsterdam in America settentrionale, a conquistarla strappandola agli olandesi nel 1664 e a ribattezzarla New York, permettendo e consentendo alla corona inglese di espandere i suoi domini, ma soprattutto di ottenere il controllo di un avamposto strategico assolutamente rilevante che avrebbe cambiato di fatto i destini geopolitici dell'America settentrionale. Ma Giacomo tra il 1668 e il 1669 si avvicinò in maniera importante alla Chiesa cattolica romana. La stessa Anne Hyde, la sua compagna, la sua moglie, decise di convertirsi al cattolicesimo seguendo l'esempio del marito, tanto da generare dei conflitti anche all'interno della propria famiglia, dal momento che erano tutti ferventi anglicani, non solo dalla parte della corona ovviamente, ma anche da parte del Clarendon, il quale era tenacemente anglicano. La conversione al cattolicesimo alla fine però ebbe scarso effetto sulle immediate opinioni politiche di Giacomo, che erano già plasmate dalla venerazione che aveva Giacomo per il padre defunto, Carlo I, e quindi per l'assolutismo monarchico, e per la sua stretta associazione soprattutto con l'alto partito ecclesiastico. Giacomo infatti fu sempre favorevole alla Chiesa anglicana e accolse con favore la prospettiva del rientro dell'Inghilterra nelle contese europee a fianco degli olandesi in funzione antifrancese, ad acconsentire quindi al matrimonio della figlia maggiore Maria con il protestante Guglielmo d'Orange nel 1677. Quello stesso Guglielmo d'Orange Nassau che nel corso della terza guerra anglo-olandese combattuta tra il 1672 e il 1674, nominato Stadtholder, comandante generale d'Olanda, aveva deciso per aprire le dighe, allagare i Paesi Bassi e quindi bloccare l'avanzata da parte francese. Per gran parte della sua vita, insomma, Giacomo fu il portavoce dei cortigiani anglicani conservatori, i quali credevano che le sue opinioni sulla monarchia e sul Parlamento coincidessero di fatto con le loro. Giacomo si dimise da tutte le sue cariche nel 1673 in seguito alla crisi provocata dal Test Act e decise di rinunciare a tutte le sue cariche piuttosto che prestare un giuramento anticattolico imposto dal cosiddetto Test Act, rendendo così nota pubblicamente la sua posizione. E più tardi, quello stesso anno, sempre nel 1673, essendo morta la sua prima moglie nel 1670, Hannah Hyde, diede ulteriore offesa a coloro, agli oppositori parlamentari, sposando una principessa cattolica come Maria di Modena. E infatti nel 1678 il cattolicesimo romano di Giacomo aveva creato un clima di isteria con la storia inventata di questo complotto papista, il Popish Plot, orchestrato, ordito, si pensava proprio per assassinare Carlo e mettere sul trono
il fratello. Così dal 1679 al 1681, durante la crisi dell'Exclusion Bill, i tre parlamenti si sforzarono di escludere Giacomo dalla successione per legge, andando incontro all'opposizione da parte di Carlo II. Durante questa crisi Giacomo trascorse lunghi periodi lontano dall'Inghilterra, soprattutto a Bruxelles e a Edimburgo. Ma ecco che è un periodo particolarmente turbolento questo, perché nel 1683, dopo che 10 anni prima, nel 73, aveva sposato Maria Beatrice d'Este di Modena, nel 1683 Giacomo tornò in Inghilterra dopo aver vissuto in questo biennio tra Edimburgo e Bruxelles e scampò insieme al fratello Carlo alla congiura di Rye House nell'Hertfordshire, per la quale furono condannati a morte per alto tradimento Lord William Russell del Country Party, Whig esclusivista, e l'ufficiale dell'esercito Sir Thomas Armstrong. Che cosa era successo nel 1683? Era stato orchestrato da Archibald Campbell, nono conte di Argyll, un complotto per eliminare Carlo II e suo fratello Giacomo allo scopo di ripristinare il Commonwealth e instaurare un regime di tipo cromwelliano, fondato quindi su una personalistica dittatura militare all'interno dell'Inghilterra. E fu proprio un gruppo di parlamentari a organizzare questo complotto con il consenso di diversi lord, di diversi nobili, che si opponevano alla politica filocattolica del sovrano d'Inghilterra e al cattolicesimo ormai manifesto da parte di Giacomo, e l'obiettivo proprio era quello di eliminare Carlo II e Giacomo, così da stroncare la corona e cambiare completamente il regime politico all'interno dell'Inghilterra. Il piano era sostanzialmente semplice, perché consisteva nell'uccidere Carlo e Giacomo appena fossero rientrati da una cavalcata fuori Londra, diretta nella cittadina di Newmarket, dove dovevano assistere ad una corsa di cavalli. In realtà questa corsa non si ebbe mai, perché ci fu un incendio molto importante che distrusse metà della città e parte del palazzo a Newmarket. Questo portò, ecco, i congiurati a trovarsi totalmente impreparati, anzi a venire scoperti del loro complotto e quindi ad essere accusati di tradimento, processati, imprigionati e in seguito giustiziati. Implicato nella congiura fu scoperto anche James Scott, figlio legittimo di Carlo II, che venne per questo motivo mandato in esilio nei Paesi Bassi. Ora, il complotto, insomma, era sintomatico ed emblematico del clima che si stava respirando all'interno dell'Inghilterra e di come soprattutto i regnanti inglesi avessero una forte antipatia nei loro confronti da parte del popolo d'Inghilterra. Ed è proprio per questo motivo che andiamo pure nella slide successiva. Volevo solo per questa slide fare una precisazione. Hai detto che Maria Beatrice d'Este era una principessa. Non è vero, nel senso che è meglio dire che era la figlia del duca d'Este, se non ricordo male era Alfonso IV, e di Laura Martinozzi. Laura Martinozzi è importante perché sia lei che appunto la figlia, Maria Beatrice d'Este, sono delle Maserinette, cioè fondamentalmente sono Laura Martinozzi, nipote del cardinale Giulio Mazzarino, e la figlia è la pronipote fondamentalmente. Quindi ecco perché Laura Martinozzi poi sarà, cioè la mamma sarà pure la reggente per il ducato di Modena-Reggio in favore di poi il figlio Francesco II d'Este. Ecco, volevo solamente precisare questa cosa e ora ritorniamo ai complotti, prego. Grazie mille Luca. Sì, perché nel momento in cui nel 1685 Giacomo II
prese effettivamente il potere diventando re d'Inghilterra e succedendo al fratello Carlo, si scatenarono due rivolte, in realtà una rivolta, ma al cui dentro si trovavano, ecco, però due ribellioni insieme. La rivolta di Argyle, che si ebbe tra il maggio e giugno del 1685, guidata dallo scozzese Archibald Campbell, nono conte di Argyle, che aveva preso parte anche al complotto di Rye House, e questa rivolta di Argyle del giugno 1685 fu un tentativo per rovesciare Giacomo II e venne pianificata in concomitanza con la ribellione di Monmouth in Inghilterra. E Argyle si aspettava di reclutare diverse migliaia di uomini dal clan Campbell, un clan scozzese, oltre a ricevere il supporto di dissidenti presbiteriani. Per questo motivo sbarcò in Scozia con circa 300 uomini, ma riuscì ad attirare alla fine pochi seguaci allo scopo di rovesciare Giacomo II, salpando da Amsterdam, e alla fine fallì nell'impresa perché privo di sostegno fu arrestato nel villaggio di Inchinnan e giustiziato il 30 giugno del 1685. Ma insieme a questa rivolta di Argyle, guidata proprio da Archibald Campbell, e che aveva l'ambizione di stroncare il nuovo regno di Giacomo II, andiamo pure nella slide successiva, Luca, abbiamo la ribellione di Monmouth tra il maggio e luglio del 1685, con assoluto protagonista James Scott, il primo duca di Monmouth, che aveva partecipato anche lui al complotto di Rye House, che per questo motivo era stato esiliato nei Paesi Bassi. Lui, James Scott, primo duca di Monmouth, figlio illegittimo del defunto Carlo II e della sua amante Lucy Walter, che rivendicò di essere il degno erede del padre al trono d'Inghilterra, in quanto di comprovata fede anglicana, ma soprattutto fervente anticattolico. E effettivamente James Scott riuscì, insomma, a raggruppare un importante esercito costituito da circa 3.000 uomini, a prendere il controllo di diverse zone del nord dell'Inghilterra e a tentare di impossessarsi della corona, ma alla fine venne miseramente sconfitto nella battaglia di Sedgemoor del 6 luglio 1685, grazie in particolar modo all'operato di uno dei più importanti generali inglesi del periodo, ovvero John Churchill, che poi avrebbe giocato un ruolo assolutamente importante in quanto duca di Marlborough durante la guerra di successione spagnola all'inizio del Settecento, ma ecco che alla fine James Scott fu sconfitto, fu condannato a morte e decapitato il 15 luglio 1685. Ora, le ribellioni cambiarono inevitabilmente, in maniera radicale, l'atteggiamento del neosovrano, e la diffidenza di Giacomo II verso i suoi sudditi, maturata nei turbolenti anni 70 del 600, si acuì immediatamente. Le ribellioni furono represse con grande ferocia, l'esercito fu notevolmente aumentato e i nuovi reggimenti furono assegnati a ufficiali cattolici che avevano maturato esperienza militare all'estero e la cui realtà era indubbia. Andiamo pure, ecco, in questa slide dove abbiamo non solo il rafforzamento dell'esercito, ma abbiamo anche l'operato politico di Giacomo II, perché il tentativo di rafforzare l'esercito e quindi di aumentare la presa nella verticale del potere militare provocò una lite tra il re e il Parlamento, che fu prorogato nel novembre del 1685 per poi non riunirsi più. Nel 1686 la divisione tra il re e i suoi ex alleati, i Tory anglicani, si acuì notevolmente, dopo che alcuni di loro furono sostituiti. I giudici del King's Bench, che è l'alta corte di giustizia del regno inglese,
i giudici del King's Bench si pronunciarono a favore del potere del re durante questo caso, il caso Godden contro Hales. Il caso fu orchestrato in un certo senso da Giacomo II. Riguardava intanto Sir Edward Hales, terzo baronetto che si era convertito al cattolicesimo prima della sua nomina a colonnello in un reggimento di fanteria nel 1685, ma entro i 3 mesi stabiliti dal Test Act non aveva prestato i giuramenti religiosi prescritti proprio dal Test Act, poiché Hales era stato nominato in base a un mandato reale specifico che lo dispensava dal prestare i giuramenti di fedeltà e supremazia, eccetera, richiesti dai vari atti del Parlamento. Arthur Godden era il valletto di Hales che accettò di agire come informatore per la ricompensa consentita dal Test Act e anche su pressione della corona. E alla fine il giudice capo Herbert dell'Alta Corte di Giustizia del Regno pronunciò la sentenza della Corte. I re d'Inghilterra, in quanto principi sovrani, e le leggi erano le leggi del re. Il re quindi aveva una prerogativa inscindibile di dispensare, di esentare dalle leggi penali in casi particolari e per particolari ragioni necessarie. Insomma, l'implicazione di questo Godden contro Hales fu che il potere legale ultimo risiedeva nel re, il quale poteva in qualsiasi momento dispensare dalla misura che il Parlamento aveva emanato. Quindi il verdetto in questo specifico caso aveva delle implicazioni che erano considerate intollerabili da molti membri sia della Camera dei Comuni che della Camera dei Lord, perché la decisione fondamentalmente confermava il potere, l'autorità di esonerare o esimere qualcuno dall'osservanza di una legge da parte del re, da parte di Giacomo II, il quale quindi procedette a nominare vari cattolici nel suo consiglio privato e in altri importanti incarichi governativi. Tanto che, e qui ritorniamo alla dichiarazione di indulgenza del 1672, che venne poi ripristinata e rafforzata nel 1687, quando Giacomo II dichiarò la sospensione di tutte le leggi penali ecclesiastiche e offrì un'amnistia generale a chiunque avesse subito sanzioni in base alle leggi parlamentari, in particolar modo ai Test Act. E in questo motivo, insomma, si ebbe un decreto regio per la sospensione di Test Act, le leggi penali contro i cattolici e quindi la concessione di una vera e propria amnistia generale che dal punto di vista di Giacomo II significava affermare una vera e propria tolleranza religiosa all'interno dell'Inghilterra per andare a compattare sempre di più il regno, ma dall'altra parte, secondo i parlamentari, tanto dei comuni quanto dei lord, significava arrivare ad una spaccatura insanabile vera e propria. Perché secondo loro nel lungo periodo Giacomo II avrebbe potuto puntare a ripristinare il cattolicesimo in Inghilterra, dando adito a quelle tendenze assolutistiche che stavano ormai caratterizzando da anni l'operato di Giacomo II e prima di lui anche del fratello Carlo II, che sostanzialmente rappresentavano plasticamente il pensiero politico impersonificato dal padre Carlo I. Ora, i parlamentari decisero di non agire perché speravano che una volta morto Giacomo II potesse succedergli una delle sue figlie, Maria Juanna, le quali erano state cresciute secondo la confessione protestante. Il problema diventò importante quando il 10 giugno 1688, quasi incredibilmente, nacque Giacomo Francesco Edoardo Stuart, che era figlio di Giacomo II e di Maria Beatrice d'Este di Modena, che erano sposate dal 1673, che non avevano avuto figli maschi, tanto da pensare che uno dei due fosse sterile,
alla fine, il 10 giugno 1688, nacque Giacomo Francesco Edoardo Stuart, che secondo Giacomo II doveva essere il suo erede legittimo, e che Giacomo II aveva intenzione di educare nella fede cattolica, tanto che lo fece immediatamente battezzare secondo il rito cattolico. E a quel punto i parlamentari decisero di scendere in campo e di agire per tentare di stroncare un qualsiasi tipo di tentativo da parte del sovrano di voler mettere al suo posto come erede un figlio cresciuto secondo la confessione cattolica. E così andiamo pure nella slide successiva. Chiamarono Guglielmo d'Orange-Nassau e Maria II Stuart, sua moglie. Il matrimonio era stato celebrato nel novembre del 1677, tanto da concedergli la corona. Ma chi era Guglielmo III d'Orange-Nassau? Guglielmo III d'Orange-Nassau era sostanzialmente il campione del protestantesimo europeo. Era colui che, come abbiamo visto, in quanto Stadtholder d'Olanda, aveva combattuto tenacemente tanto gli inglesi quanto i francesi durante la terza guerra anglo-olandese, che aveva bloccato l'avanzata francese, che nel 1678 con la pace di Nimega concludeva onorevolmente per le Province Unite un lungo periodo bellico, e che nel 1686 coronava con la Lega d'Augusta la sua ventennale azione antifrancese, affermandosi effettivamente come il campione del protestantesimo, ma anche come l'alfiere e il paladino della libertà e dell'indipendenza delle Province Unite contro le sensazionali mire espansionistiche della Francia di Luigi XIV. E la politica filocattolica di Giacomo ebbe, anche per ragioni politiche, tra cui l'avvicinamento dell'Inghilterra alla Francia, tutta l'avversione di Guglielmo, il quale, d'altra parte, offrendo nei Paesi Bassi largo asilo agli esuli protestanti inglesi e anche ugonotti, soprattutto dopo la revoca dell'editto di Nantes del 1685, si era creata una straordinaria popolarità. La revoca dell'editto di Nantes con l'editto di Fontainebleau del 1685 aveva permesso a Luigi XIV di Francia di attuare una vera e propria uniformità religiosa confessionale all'interno della Francia, dichiarando sostanzialmente i protestanti illegali all'interno dei confini francesi e quindi decretandone l'espulsione. Molti francesi trovarono rifugio proprio nei Paesi Bassi, così come nei Paesi Bassi trovarono rifugio anche diversi dissidenti politici inglesi che stavano fuggendo dalle politiche filo-cattoliche, definiamole in questo modo, di Giacomo II all'interno dell'Inghilterra. Quindi insomma i Paesi Bassi erano un luogo, un ricettacolo, un rifugio di libertà, di indipendenza, ma anche di strenua opposizione nei confronti di determinate politiche definite tiranniche o assolutistiche. E quindi i parlamentari inglesi decisero effettivamente, Whig e Tory, di chiedere a Guglielmo e Maria di tornare in Inghilterra. E nel novembre 1688 Guglielmo, alla testa di circa 15.000 soldati, sbarcò a Brixham presso Torbay e marciò su Londra, dando sostanzialmente avvio a quella che è stata definita la gloriosa rivoluzione del 1688-1689, definita in questo modo perché senza effettivo spargimento di sangue. Nel frattempo Giacomo II, che inizialmente aveva cercato di contrastare Guglielmo III, tanto da muovere un suo contingente militare posto al servizio di John Churchill, il comandante John Churchill, il quale alla fine decise però di venire meno alla sua lealtà nei confronti di Giacomo II, ma di dare la sua fedeltà al Parlamento e quindi all'arrivo di Guglielmo III. Giacomo II a quel punto, privato anche del sostegno del principale generale d'Inghilterra, decise di fuggire a Parigi, accolto da Luigi XIV
di Francia. E a quel punto Guglielmo III d'Orange-Nassau e Maria II Stuart, figlia di Giacomo II, vennero dichiarati sovrani d'Inghilterra nel febbraio 1689 e incoronati ufficialmente l'11 aprile dello stesso anno. Ed è proprio in questo momento che la gloriosa rivoluzione ebbe compimento con, andiamo pure alla slide successiva, ovvero con il Bill of Rights del 1689, con questo atto che dichiarava i diritti e libertà dei sudditi e che stabiliva anche la successione della corona. Il Bill of Rights e la Dichiarazione dei diritti del 1689 era un documento estremamente importante e determinante perché cambiava l'ordinamento politico all'interno dell'Inghilterra. Intanto prevedeva una serie di concetti estremamente importanti: la libertà di parola e di opinione all'interno del Parlamento britannico, il divieto del re di abolire leggi o imporre tributi senza il consenso del Parlamento, libere elezioni per quanto riguardava il Parlamento inglese, il divieto del re di mantenere un esercito fisso in tempo di pace senza il consenso del Parlamento, e quindi sostanzialmente la capacità di mantenere un esercito stanziale e permanente dipendeva dal consenso assicurato proprio dal Parlamento inglese, il rifiuto di sottostare a un possibile re cattolico, che il Parlamento dovesse essere frequentemente riunito e che il re non potesse perseguire i suoi sudditi per motivi religiosi, decretando fondamentalmente la tolleranza all'interno dell'Inghilterra, ma anche, ecco, una importante contrapposizione rispetto alle dinamiche relative al cattolicesimo, eventuali ingerenze provenienti dal mondo cattolico e da potenze straniere, come ad esempio la Francia. Quindi tutto questo portò soprattutto alla costruzione di un nuovo ordinamento politico che era centrato proprio sul concetto, su questa formula del King in Parliament. Ora, l'assetto costituzionale uscito dalle due rivoluzioni inglesi del Seicento trovò proprio la sua formulazione più compiuta in questa dichiarazione dei diritti del 1689, ma era il frutto di una lunga storia parlamentare che di fatto affondava le sue radici certamente nella Magna Carta del 1215, di cui in parte abbiamo parlato anche la scorsa volta, ma se vogliamo anche in una mitica storia parlamentare che affondava le sue radici, secondo alcuni storici inglesi, anche nelle invasioni sassoni dell'Alto Medioevo, quando fondamentalmente le tribù germaniche si basavano su delle assemblee, su dei consessi definiti, tra virgolette, parlamentari, dove sostanzialmente gli uomini in armi, in quanto cittadini soldati, partecipavano direttamente alla vita politica della propria comunità e nominavano il sovrano, e insieme al sovrano, che era il capo militare, decidevano, ecco, il da farsi. Io aggiungerei pure che un altro precedente, sempre in epoca basso medievale in questo caso, però, è quando morì Riccardo II e si instaurò Enrico IV. Tutta la vicenda, poi tra parentesi anche drammatizzata con i drammi appunto shakespeariani, Enrico IV parte 1 e Enrico IV parte 2, tra parentesi, possono essere il fatto che un proto-parlamento effettivamente scelse il proprio re, ok? Un re gradito. E su questa battuta c'è una domanda per te, se posso fartela subito, da parte di Nicola, che chiede: con la gloriosa rivoluzione non si stabiliva quindi un precedente affinché il Parlamento fosse superiore alla corona, cioè il Parlamento ha scacciato il re precedente e messo uno nuovo di sua scelta? Prego Elia, se vuoi rispondere a questa domanda poi... Sì, nel senso, avrei proseguito rispondendo sostanzialmente alla domanda,
perché effettivamente sì, cioè il King in Parliament significava formulare un principio per cui il re deteneva il potere all'interno però del Parlamento e quindi il Parlamento automaticamente risultava essere superiore al re. È proprio da questo momento in poi che la figura del primo ministro e del governo come espressione della volontà parlamentare all'interno dell'Inghilterra prese piede, portando ad un ridimensionamento dell'autorità del sovrano. Per cui il sovrano, da questo momento in poi, sempre di più nei decenni successivi, risulterà essere la figura che è di fatto oggi all'interno dell'Inghilterra, e cioè una figura chiamata, ecco, a rappresentare l'unità del regno, ad avere certamente voce in capitolo, ma meno rispetto al governo stesso deciso dal Parlamento. Certamente, ecco, questo è un modello politico che qui getta le sue fondamenta e che poi si andrà a potenziare nel corso dei decenni e dei secoli successivi, portando il Parlamento ad avere un potere, un'autorità superiore rispetto a quella del sovrano, perché il monarca non doveva esercitare il proprio potere da solo, ma era tenuto ad avvalersi certamente dei pari del regno, quindi dell'alta nobiltà, ma anche dei rappresentanti delle città e delle comunità locali. E quindi si ebbe un crescente coinvolgimento a partire proprio da questo periodo dei baroni, dell'alto clero e dei portavoci delle contee nelle più delicate decisioni politiche che riguardavano il Regno d'Inghilterra, ma anche dei rappresentanti della borghesia e poi successivamente del popolo, dei ceti artigiani, dei ceti meno abbienti, eccetera, eccetera. Quindi ecco, si ebbe la formulazione di un concetto come quello di re in Parlamento, dove il modello di sovranità cambiava e si aveva un canone politico in base al quale i re, i lord e i comuni esercitavano congiuntamente il potere legislativo. E questo costituì il punto di riferimento fondamentale su cui si ispirò tanto la stesura della Dichiarazione dei diritti, la cui tesi centrale consisteva nell'affermare il diritto del popolo di partecipare al governo del regno e di controllarlo tramite i propri rappresentanti, quanto poi successivamente la superiorità inevitabile del Parlamento rispetto al sovrano. Grazie mille per la domanda, direi di andare avanti allora. Sì, magari io do un attimo un piccolo consiglio bibliografico riguardo quello che ho detto, cioè tutta la vicenda di Carlo II, Enrico IV, eppure Enrico V ed Enrico VI, cioè insomma la parabola un po' Lancaster fondamentalmente, che appunto dà, scusate, questo precedente della scelta fondamentalmente del proprio re da parte di un Parlamento. E il consiglio che vi do è di leggervi un libro, forse anche un po' vetusto, perché sono passati comunque un po' di anni, di Gusberti, che dovrebbe chiamarsi The Star of England. Tranquilli, il libro è in italiano, però il titolo è appunto una citazione da appunto questa celebre frase tratta da uno dei drammi storici di Shakespeare. Sì, vai pure avanti, via. Grazie mille, perché effettivamente la gloriosa rivoluzione del 1688-1689, con la dichiarazione dei diritti, con la formulazione di questo principio, il King in Parliament, del re in Parlamento, dove il potere legislativo era sostanzialmente equamente diviso tra lord e comuni, con la compartecipazione del sovrano, che alla fine deteneva il potere esecutivo, ma dove l'azione legislativa era di fatto espressione di questi tre attori, portò insomma a delle profonde discussioni politiche. Intanto in Inghilterra nel 1680, quindi durante il regno di Carlo II, durante il tempestoso regno di Carlo II, si ebbero delle pubblicazioni che andavano a favore della pretesa assolutistica del sovrano. Qui vi ho riportato per esempio il Patriarca,
scritto dal filosofo politico inglese Robert Filmer, pubblicato postumo nel 1680 proprio, che sosteneva come il potere dei re derivava direttamente da Dio. E lì affermava che l'autorità monarchica era sostanzialmente assoluta, equiparandola quindi al potere patriarcale di un padre sulla propria famiglia, e che tale diritto di governare discendeva ininterrottamente dalla figura biblica di Adamo. Quindi c'era un totale rifiuto del contratto sociale e dell'uguaglianza naturale tra gli uomini. Quindi Filmer, in questo volume, il patriarca, contestava le tesi secondo cui gli uomini nascevano naturalmente liberi ed uguali, e riteneva invece che nessuno nasceva libero e che il potere non derivava dal consenso del popolo o da un contratto, ma il potere derivava dall'investitura divina, che procedeva direttamente da Dio al sovrano, e utilizzava per spiegare questo l'analogia della famiglia. L'analogia della famiglia per spiegare lo Stato. E sosteneva che il monarca era come un padre, era Adamo per i suoi sudditi, e che l'autorità del sovrano su tutta la nazione era solo un'estensione dell'autorità che un padre aveva naturalmente all'interno del proprio nucleo familiare. E quindi affermava come l'autorità dei re provenisse direttamente da Dio, e ancora più nello specifico come questa autorità provenisse dal potere assoluto attribuito al primo patriarca, e cioè Adamo. Ovviamente questa teoria si scontrava inesorabilmente con quanto sostenuto da contrattualisti, tra cui soprattutto vi era John Locke, perché con il termine contrattualismo si va a indicare una filosofia politica che metteva al centro proprio il patto sociale, il contratto tra gli uomini. Vi erano stati diversi importanti pensatori nel corso del Seicento e anche del Settecento che si erano messi in mostra per aver distillato il concetto stesso di contrattualismo, da Althusius a Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, Samuel Pufendorf, lo stesso John Locke, per poi andare nel Settecento con Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant. Insomma, alla base del contrattualismo vi era la convinzione, in parte l'abbiamo già espressa precedentemente quando parlavamo di Hobbes, che l'uomo a un certo momento della sua storia abbia deciso di abbandonare l'originario stato di natura in cui viveva per stringere con i propri simili un patto, un contratto appunto, che stabiliva regole, promulgava delle leggi e stabiliva anche delle istituzioni e portava alla costruzione dello Stato. Leggi e Stato capaci di disciplinare la vita della società e di imporre al di sopra degli interessi di ciascuno il bene di tutti. Quindi, secondo questa ricostruzione, l'uomo scelse di rinunciare all'indipendenza e alla libertà originarie in cambio dell'instaurazione di un potere sufficientemente forte da garantire la pace, l'ordine, la stabilità e la sicurezza della società. Questi autori, Hobbes, Locke, Rousseau, eccetera, eccetera, concordavano nel considerare il contratto come uno strumento essenziale di emancipazione e di affrancamento dell'uomo, e ritenevano che il potere dello Stato, del monarca, di un Parlamento, insomma di un'autorità sovrana, non derivasse da un'investitura divina, ma da un atto volontario degli individui, che quindi demandavano a un potere superiore il governo della società e l'esercizio della coercizione. Ora, all'interno del contrattualismo poi è necessario distinguere alcuni filoni principali di pensiero. Da un lato abbiamo visto la corrente assolutistica, di cui era ampiamente portavoce Thomas Hobbes, e che riconosceva nello Stato assoluto, in quanto posto al di sopra di tutti, la garanzia per la libertà di ciascuno per uscire da questo stato di natura che era visto come uno stato terribile e terrificante di guerra
di tutti contro tutti, dominato dalla paura. Dall'altro lato abbiamo poi la corrente liberale, di cui si fece portavoce principalmente John Locke, che individuava nell'azione legislativa di corpi rappresentativi, assemblee e parlamenti, l'indispensabile strumento di controllo del potere monarchico da parte di quanti hanno attribuito a quest'ultimo la sua legittimità, e su questo ora ci concentreremo. E poi vi era una terza corrente del contrattualismo, che si può definire democratica, rappresentata nel corso del XVIII secolo da Jean-Jacques Rousseau, che faceva coincidere la sovranità con la volontà generale, schierandosi a favore di un sistema politico imperniato sulla democrazia diretta, per semplificare. Ora, John Locke ebbe un ruolo importante perché con questi due trattati del governo, pubblicati nel 1689 e 1690, andava a mettere in risalto quali erano i principi specifici che caratterizzavano il nuovo ordinamento politico della gloriosa rivoluzione, e su cui poi sarebbero stati distillati i diritti principali degli inglesi, ma soprattutto i trattati del governo dedicati in onore di Shaftesbury, che si era battuto fortemente per le istanze parlamentari contro le pretese assolutistiche del sovrano. Era stato scritto anche, se non soprattutto, per contrastare le tesi espresse da Robert Filmer all'interno di Patriarca o il potere naturale dei re. E all'interno dei trattati sul governo John Locke espresse dei concetti che poi avrebbero influenzato profondamente, ad esempio, i padri fondatori degli Stati Uniti d'America. Domani, il 4 luglio 1776, ricorre di fatto il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza, di cui abbiamo parlato durante 2 live dedicate proprio alla rivoluzione americana, alle cause della rivoluzione americana. Ecco che i trattati sul governo di Locke furono centrali perché di fatto affermavano innanzitutto, attraverso una tesi profondamente giusnaturalistica, che esistevano dei diritti naturali che appartenevano agli esseri umani e che dovevano essere garantiti dalla legge all'interno dello Stato sociale, quali il diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà. Soprattutto il diritto di resistere contro un potere nel momento in cui questo potere si fosse comportato in maniera dispotica e tirannica. Quindi il diritto alla resistenza e il diritto ad avere determinati diritti individuali per preservare le libertà singole e individuali dei cittadini. Ecco, questi erano i punti più importanti, secondo Locke, unito al fatto che il potere legislativo doveva essere portato avanti da un Parlamento in comune accordo e che poi doveva trovare la sua legittima espressione all'interno degli organi costituiti all'interno di uno Stato. Quindi ecco, l'esistenza di determinati diritti individuali, il diritto del popolo a resistere nei confronti di un popolo tirannico, il potere legislativo che doveva essere portato avanti da un Parlamento, da un consesso assembleare, dove ognuno avesse voce in capitolo, erano i capisaldi portanti di una nuova filosofia politica che avrebbe rivoluzionato di fatto il modo di pensare e il modo di fare politica all'interno, in particolar modo, dell'Occidente. Andiamo pure nella slide successiva, perché colui che celebrò effettivamente la gloriosa rivoluzione e il sistema politico emerso con essa fu, diversi decenni dopo, Montesquieu, con l'Esprit des lois, lo spirito delle leggi del 1748, dove dedicò proprio il capitolo 6 nel libro 11 all'esaltazione della Costituzione d'Inghilterra. Montesquieu ovviamente parlava all'interno di questa sua monumentale opera delle diverse forme di governo, di quella repubblicana, monarchica o di quella dispotica, la repubblica democratica o aristocratica, dove il potere risiedeva nel popolo, in parte di esso retto dalla virtù, la monarchia, dove il potere era di uno solo, ma limitato da leggi e corpi intermedi, che secondo lui era il migliore,
perché retto dall'onore, e il dispotismo, dove il potere era arbitrario e concentrato in una sola persona, retto dalla paura. Ora, Montesquieu è noto soprattutto per aver concepito la cosiddetta separazione dei poteri, sottoposti a un sistema di checks and balances, di pesi e contrappesi, il potere legislativo che fa le leggi, il potere esecutivo che applica le leggi e governa, e il potere giudiziario che valuta il rispetto delle leggi e punisce i crimini. Ecco che, secondo Montesquieu, questa equa separazione dei poteri aveva trovato la sua iniziale affermazione all'interno del nuovo ordinamento politico parlamentare affermatosi in Inghilterra in seguito alla gloriosa rivoluzione, dove il potere esecutivo spettava al sovrano, il potere legislativo di fatto al Parlamento, diviso tra Camera dei Lord e Camera dei Comuni, e il potere giudiziario all'Alta Corte di Giustizia inglese. Una separazione dei poteri che doveva essere però raffinata e migliorata. Esistono in ogni Stato 3 sorti di poteri, lo abbiamo detto. Chi legge l'ammirevole opera di Tacito sui costumi di Germani vedrà che è da loro che gli inglesi hanno tratto l'idea del loro governo politico. Questo bel sistema è stato trovato nei boschi. È un rimando tanto alla Germania di Tacito, ma anche di fatto a quell'opera di John Hare del 1647 di cui trattavamo nell'altra live, ovvero al fatto che l'Inghilterra aveva ricevuto in eredità questa sua naturale tendenza alla libertà e quindi allo spirito parlamentare dai germani, dagli antenati germani da cui gli inglesi provenivano, e che insomma era quindi una caratteristica fondamentale e un'essenza stessa di quella che poi nel corso del Settecento sarebbe stata chiamata l'Englishness, l'inglesità, a cui era connaturata questa inevitabile tendenza alla libertà e quindi alla discussione parlamentare. Non spetta a me di esaminare se gli inglesi godano attualmente della libertà o no, mi basta affermare che essa è stabilita dalle loro leggi, a me non interessa altro. Insomma, le leggi e quindi il modello politico-costituzionale creato dagli inglesi era, secondo Montesquieu, il migliore, nonostante insomma dovesse essere effettivamente perfezionato. Ma importante poi è affermare anche come in seguito alla gloriosa rivoluzione si ebbe una svolta decisiva che vide la nascita di una nuova forma di monarchia nella quale in sostanza il re, come abbiamo già detto, accettava di governare sotto il controllo del Parlamento, rinunciando definitivamente a ogni tentazione assolutistica, e dove i lord e i comuni giocavano un ruolo assolutamente centrale nel temperare le tendenze assolutistiche del sovrano, ma anche nel creare quegli anticorpi necessari per l'espressione per l'espressione di una monarchia parlamentare in grado di affermarsi come democratica nel corso poi del lungo periodo. E in ultima analisi, in mezzo secolo di fermento rivoluzionario, all'interno dell'Inghilterra si sovrapposero le istanze di un mondo popolare deciso a rovesciare l'ordine sociale e quelle di un complesso mondo mercantile e nobiliare che alla rivoluzione chiedeva la possibilità di imporre il proprio ordine. Un importante storico inglese di formazione marxista che ha studiato approfonditamente questi anni, Christopher Hill, ha osservato acutamente che nell'Inghilterra del Seicento ebbero luogo 2 rivoluzioni. Una era quella dei possidenti, che risultò poi alla fine vittoriosa e affermò i sacri diritti di proprietà, conferendo il potere politico ai ceti più abbienti. L'altra rivoluzione, quella auspicata, quella esplicitata, ma che non arrivò ad una concreta realizzazione, fu quella di alcuni gruppi radicali ed estremisti, come i livellatori e gli zappatori, che non scoppiò mai apertamente,
ma costituì una minaccia sempre incombente e che giocò comunque sia un ruolo importante all'interno dell'esperimento rivoluzionario, nonostante le repressioni cromwelliane. Se avesse prevalso, questo tipo di rivoluzione avrebbe potuto condurre all'istituzione della proprietà comune e di una democrazia diretta radicale. La gloriosa rivoluzione sancì non solo la vittoria quindi del Parlamento sull'assolutismo monarchico e sulle ingerenze provenienti dall'esterno nel tentativo di affermare una monarchia di tipo assoluta, ma anche l'affermazione di una rivoluzione portata avanti dai possidenti, dalla nobiltà e dalla borghesia contro quelle istanze rivoluzionarie più radicali incarnate dai livellatori e dagli zappatori che avrebbero effettivamente potuto portare all'abbattimento della proprietà privata e alla costituzione di una democrazia diretta, più radicale, ma senz'altro anche più rivoluzionaria, tanto da cambiare in maniera estrema, ecco, quello che era definito l'antico regime. Andiamo pure nella slide successiva, perché ci avviamo alla conclusione. Di fatto, in seguito alla gloriosa rivoluzione, che fu una rivoluzione senza spargimento di sangue, con l'ingresso trionfale di Guglielmo III d'Orange-Nassau all'interno della capitale dell'Inghilterra, e cioè di Londra, seguì però un conflitto molto forte. La battaglia di Boyne del 1 luglio 1690 risolse di fatto la contesa con Giacomo II, il quale nel frattempo era fuggito in Francia, poi si era rifugiato anche nei Paesi Bassi. Insomma, la battaglia di Boyne fu il momento bellico decisivo nella campagna guglielmita d'Irlanda, finalizzata a contrastare l'avventura militare pianificata da Giacomo II con il consenso di Luigi XIV per riconquistare il trono d'Inghilterra. Giacomo II, che si era rifugiato in Francia, aveva ottenuto l'appoggio da parte di Luigi XIV, che lo aveva infatti accolto nel palazzo di Saint-Germain, a costituire un esercito, a sbarcare in Irlanda. Effettivamente Giacomo II riuscì a prendere il controllo di gran parte dell'Irlanda, ma alla fine, durante questa campagna guglielmita d'Irlanda, Guglielmo III d'Orange-Nassau riuscì ad avere la meglio. Il conflitto, iniziato il 12 marzo 1689, si concluse con il trattato di Limerick del 3 ottobre 1691, portando alla sconfitta, alla cacciata di Giacomo II, ma non alla fine del movimento giacobita, che sarebbe riemerso in maniera carsica nel corso del Settecento, per poi portare ad un vero e proprio conflitto molto forte tra il 1745 e il 1746. Ad ogni modo, questa campagna guglielmita d'Irlanda e questa contesa tra la volontà di Giacomo II di riconquistare il trono d'Inghilterra, Guglielmo III d'Orange-Nassau di preservare l'indipendenza inglese da eventuali ingerenze francesi o filo cattoliche o filo papiste, rientrava all'interno, andiamo pure alla slide successiva, della guerra dei 9 anni, della Grande Alleanza o della Lega d'Augusta, combattuta tra il 1688 e il 1697. Le basi per questa Grande Alleanza erano state già gettate da Guglielmo III d'Orange-Nassau, prima addirittura di diventare re d'Inghilterra, quando era stadtholder, comandante generale della Repubblica delle 7 province unite. Il conflitto, scoppiato per la successione del Palatinato, sconvolse l'Europa continentale, vedendo schierati su fronti contrapposti l'Inghilterra e le Province Unite contro la Francia. Le belligeranze alla fine terminarono con il Trattato di Ryswick del 1697, che non riuscì, ecco, a trovare una sistematizzazione generale alle contese più ampie in Europa, tanto che di lì a poco sarebbe scoppiata la guerra di successione spagnola. Andiamo pure all'ultima slide, Luca, perché la vicenda relativa alla gloriosa rivoluzione, a questo tormentato, nevrotico e frenetico Seicento inglese, si sarebbe conclusa con l'Act of Settlement del giugno del 1701, con una legge molto importante, con la quale, ecco, una legge promossa dal Parlamento per garantire una successione protestante al regno
d'Inghilterra, e per assicurare l'indipendenza dell'Inghilterra da eventuali ingerenze cattoliche, la regina Anna Stuart, figlia anch'essa di Giacomo II, sorella di Maria, che aveva sposato Guglielmo III d'Orange-Nassau, qui con il figlio William, duca di Gloucester, che alla fine non avrebbe ereditato il trono dalla madre, perché sarebbe morto. Nel 1715 si stabilisce poi che le elezioni per la Camera dei Comuni devono svolgersi obbligatoriamente almeno ogni 7 anni. Anna fu l'ultima sovrana del casato degli Stuart, regnò durante il fondamentale Act of Union del 1707 tra Inghilterra e Scozia, con la quale si sanciva la nascita del Regno Unito di Gran Bretagna, e alla fine, in base proprio all'Act of Settlement del 1701, le succedette un lontano cugino, Giorgio I, del casato germanico di Hannover, la cui nonna materna, Elisabetta di Boemia, era figlia di Giacomo I d'Inghilterra. Per chiudere proprio il quadro, da Giacomo I avevamo iniziato e con Anna andiamo a concludere. Sì, aggiungo una piccola cosa sull'Act of Settlement, perché proprio in merito alla discendenza delle varie casate reali d'Inghilterra, sul fatto che già, voglio dire, da appunto Guglielmo III e da Maria II Stuart, ci fu proprio questo accordo, cioè arriviamo prima a porre la sorella di Maria II, Anna, come regina. Anna avrà almeno 13 parti, probabilmente, che però, insomma, in qualche modo non andarono nessuno a buon fine. E da questo punto di vista, allora si arrivò sempre con questo Act of Settlement a porre successivamente ad Anna Stuart il primo Hannover, Giorgio I. Giorgio I che sarà proprio prelevato dall'Hannover, quindi parliamo di un territorio sotto il Sacro Romano Impero, quindi di fatto era anche un principe imperiale, costui, e portato al trono di Inghilterra. Unico, tra l'altro, re di questa casata che non sapeva assolutamente l'inglese. Quindi è praticamente un tedesco sul trono inglese, non sapeva la lingua, quindi diciamo non era particolarmente sentito vicino, probabilmente al popolo, o meglio ai sudditi inglesi. Diverso sarà Giorgio II e poi ovviamente Giorgio III, fino ad arrivare poi piano piano con l'ultima effettiva degli Hannover, tra molte virgolette, ultima degli Hannover, per quanto insomma è un nome estremamente altisonante, cioè la regina Vittoria. Il figlio già cambierà fondamentalmente anche in linea di successione poi il cognome, che diventerà Sassonia-Coburgo-Gotha, e poi successivamente Windsor, cioè l'attuale casa regnante. Ecco, questo è un po' il quadro molto sintetico, sperando di non aver fatto confusione, che è giusto insomma porre in luce. Bene, detto questo, ti ringrazio molto Elia per questa lunga cavalcata in mezzo al nevrotico, come l'hai definito tu, al nevrotico 600 inglese, e ringrazio anche voi che, anche se siete, riprendo sempre invece Enrico V di Shakespeare, I Felici Pochi, che è la banda di fratelli che ci avete seguito fino a quest'ora. Vi do appuntamento a questo punto, ovviamente ringraziandovi, vi do appuntamento non alla prossima settimana ma a quella successiva. Ritornerà un gradito ospite, finiremo un determinato ciclo e non vi spoilerò nulla, ma lo potreste capire, e a questo punto noi ci vediamo tra 2 settimane e con una nuova live ancora qui su Paresia. Ciao a tutti, grazie mille Elia. Ciao Luca, ciao a tutti, è un piacere.